Sono nato in una famiglia di rugbisti, effettivamente mio padre è stato anche lui internazionale, ha giocato col Petrarca, con il Rovigo prima e con le Fiamme Oro. In realtà io avevo 4-5 anni, tornava dal lavoro, mi metteva in borsa e mi portava al campo. Era un divertimento, è diventata una passione e non si è più staccata. Nel 2011 abbiamo creato assieme a un gruppo di amici specializzati ognuno nel suo settore un format educativo attraverso lo sport. Cosa significa? Ovviamente iniziando con il rugby, una settimana di campus è dedicata a una fascia di età particolare in cui un tema trasversale trainante e diciamo influenza quelle che sono le attività sia sul campo quanto quelle ludiche e ricreative al di fuori del campo. La mia carriera è stata segnata da diversi punti significativi, devo dire la verità. Se parliamo di carriera internazionale, il momento cruciale è stato quando ho ricevuto la prima convocazione con la nazionale senior. Il Veneto è una regione di rugbisti, è una regione che ha sempre proposto molti atleti anche nel panorama internazionale. Lo sviluppo è interessante perché c'è un buon lavoro sulla base, quindi sui giovani, i ragazzi e le ragazze, i bimbi e le bimbe, c'è una volontà di sviluppo sempre maggiore, in particolare la parte femminile. La cosa fondamentale che dico sempre io: il rugby, come gli sport, come in generale, hanno sempre bisogno di programmazione e di progettazione. Credo che a livello italiano questo sia un po' un deficit che noi abbiamo. Durante la mia carriera ho sempre cercato di mettermi nelle condizioni di dare il meglio di me stesso, ma non solo per me stesso, perché è uno sport, diciamo, per antonomasia di squadra, ma perché per essere sempre adeguato e all'altezza per poter supportare i miei compagni di squadra. Credo di aver sempre vissuto in maniera così pura quello che ho fatto nel rugby e che facevo anche fuori, perché come ero in campo così ero anche fuori. Credo che questo sia un messaggio importante che passa soprattutto magari a chi ti vede dalle tribune, ti vede dal bordo campo e poi insomma ti conosce e ti riconosce al di fuori dell'ambito sportivo, osservando che la stessa persona, diciamo, si esprime nella stessa continuità.